Vittorio Veneto über alles, tradotto soprattutto Vittorio Veneto. Solo che quell'uber alles per i tedeschi è per la loro nazione ed è stata, fino alla disfatta di Berlino, la prima strofa dell'inno nazionale del Terzo Reich. Così quando sabato il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon l'ha presa in prestito per lanciare il candidato della Lega per la città di Vittorio Veneto, subito sono scattate le polemiche. Chiaro il riferimento al nazismo, inaccettabile da un pubblico amministratore. Così oggi siamo andati a cercare il sindaco in comune a Castelfranco con la domanda di rito. Sindaco, ma le danno del nazista? Guardi, chi mi conosce sa quanto non mi sia proprio il concetto di nazismo come quello del razzismo, tutte quelle cose che sento e anzi leggo ultimamente sui social. Che nelle ore successive all'affermazione non sono stati per niente teneri con Marcon. È vero che nei social addirittura gli hanno dato dell'ignorante. Ed è una cosa che è verosimile che sia, anche perché io non sono in possesso della verità assoluta e non sono un tuttologo, quindi confesso di essere ignorante in determinate cose. Devo dire che diffido di coloro che si considerano tuttologi. Ignoranza a parte, Marcon sottolinea così il senso dell'affermazione. Quello che volevo esprimere è che per chi rappresenta un ente, l'ente che rappresenta viene prima di tutto. Detto questo, il sindaco chiede maggiore serietà nella valutazione di cose e persone che magari si impegnano concretamente per la comunità. E così arriva anche la notizia. Domani con i sindaci dell'IPA della Castellana c'è la possibilità che a Castelfranco si riapra l'ufficio turistico. Un vero e proprio investimento per un territorio che cerca alternative economiche dopo i decenni del monopolio industriale metalmeccanico. Ci sono degli elementi che ci caratterizzano anche sotto il profilo turistico e i risultati si vedono. L'anno scorso siamo cresciuti a 2 cifre e non vogliamo adagiarsi sugli errori ma incentivare il turismo in città.